al TG Sicilia, a Messina, ultima giornata dello Street Food Fest, la manifestazione che per 4 giorni ha unito lo spettacolo con il cibo di strada nel cuore di piazza Cairoli. Francesco Triolo. Dal classico arancino al cibo di strada più elaborato, il Messina Street Food Fest nel cuore di Piazza Cairoli conferma il suo successo costruito negli anni, una partecipazione straordinaria di pubblico per un evento che aggrega nel segno del gusto, della cultura e dell'inclusione. Oggi è l'ultimo atto di una 4 giorni che ha visto tanta gente affollare le 51 casette del Food Village per un viaggio unico attraverso le migliori specialità del cibo di strada, tra tradizione e novità con proposte provenienti da tutta Italia. Pizze fritte, burritos di Black Angus, pane con la meusa e pata twister, il panino con il totano e i cannoli, con un occhio attento ai celiaci. La varietà è enorme, un'occasione per scoprire nuovi sapori e ritrovare quelli più amati in un'atmosfera calorosa e vivace, e anche un attrattore turistico. Queste manifestazioni si parla di cibo, il nostro è diventato un grande festival del cibo. Si parla però anche di eccellenze enogastronomiche, quindi si parla anche di territorio e sicuramente crea un indotto anche turistico importante. Diventa un punto di forza e noi obiettivamente l'enogastronomia siciliana è veramente d'eccellenza, la definirei top. Il pubblico è protagonista non solo nel gusto ma anche nell'esperienza di una piazza animata tra show cooking e un'atmosfera di festa, spettacoli dal vivo e musica. È la 7ª edizione, ma è come se fosse stata la prima. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle ore 20, grazie per l'attenzione e buona giornata. Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. I titoli di questa edizione. Ritrovato in un canale di Scollo il corpo di Marianna Bello, la donna che nell'Agrigentino era stata travolta dalla furia dell'acqua lo scorso 1° ottobre durante un nubifragio. Il cadavere era a 5 chilometri dal luogo della scomparsa. Domani a Favara i funerali e il lutto cittadino. A Palermo ancora perquisizioni e interrogatori ai presunti complici di Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina. Intanto oggi seconda serata di zone rosse in centro storico per la Movida. Soccorso dalla Guardia Costiera un barcone alla deriva a 16 miglia da Lampedusa con a bordo 91 migranti. Trovati nei locali sotto coperta 2 cadaveri e 14 persone in gravi condizioni a causa dell'inalazione di idrocarburi. Catania, massacra di botte il padre, lo lascia in fin di vita. Un 31enne di Picanello arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Poche ore prima aveva già aggredito il genitore rompendogli 4 costole. La celebre busiata trapanese, uno dei piatti della tradizione siciliana, entra ufficialmente nel vocabolario Zingarelli 2026 e conquista un posto tra le parole della lingua italiana. Calcio Serie B, la Palermo fallisce l'operazione sorpasso. In un Barbera da record finisce 1-1 con il Modena che resta al primo posto in classifica con 2 lunghezze di vantaggio sui rosa. In Serie C la Catania vince 2-0 il big match contro la capolista salernitana. Rossazzurri a -1 dalla vetta. Male le altre siciliane di C. Doppio KO per Trapani e Siracusa con gli Aretusei che restano all'ultimo posto. Lo avete sentito, è di Marianna Bello, 38enne di Favara, madre di 3 figli. Il corpo ritrovato questa mattina tra Cannatello e Zingarello ad Agrigento. La donna è stata riconosciuta dai tatuaggi, era scomparsa il 1° ottobre, travolta da un nubifragio. Sentiamo Davide Sardo.
È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali sul polso. Il cadavere rinvenuto questa mattina tra Cannatello e Zingarello è di Marianna Bello. La donna, 38 anni, madre di 3 figli, era stata inghiottita da acqua e fango lo scorso 1° ottobre durante il nubifragio che aveva messo in ginocchio Favara. La scoperta è avvenuta stamattina. Alcuni cacciatori impegnati in una battuta hanno notato un corpo nel canale di Scolo che conduce a mare a circa 5 km dal luogo della scomparsa e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno blindato l'intera area, chiudendo tutte le vie d'accesso. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha seguito da vicino le prime fasi dell'indagine. Poco dopo sono arrivati anche i familiari, tra cui il marito e la sorella di Marianna, che hanno riconosciuto il corpo grazie ai tatuaggi. Il ritrovamento del portafogli, di un pantalone tra speranza e dolore. Le ricerche sono andate avanti per 18 giorni, mentre si seguivano gli appelli della famiglia a non sospendere le ricerche per poter dare a Marianna una degna sepoltura. I funerali di Marianna si terranno domani alle 16 nella chiesa madre di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha disposto una giornata di lutto cittadino. A Palermo, seconda sera di applicazione dell'ordinanza del prefetto sulle zone rosse in centro storico. Intanto, sul fronte delle indagini per l'omicidio di Paolo Taormina, proseguono le perquisizioni e gli interrogatori di quelli che sono considerati i complici del reo confesso Gaetano Maranzano. Orazio Longo. È pienamente in vigore il dispositivo integrato di controllo del territorio nelle aree considerate a rischio nel centro storico di Palermo. Le 3 zone rosse individuate con ordinanza dal prefetto Mariani, off limits per i prossimi 3 mesi, a chi ha precedenti penali per droga, rissa, lesioni, furto, rapina e altri reati specifici. In queste aree le forze dell'ordine potranno allontanare chi disturba senza ulteriori provvedimenti. Vucceria, via Maqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, le zone più controllate, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio del 21enne Paolo Taormina, ammazzato con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub alla presenza di decine di persone. Sul fronte delle indagini, il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, non avrebbe agito da solo. Fra i 7 giovani dello Zen, destinatari di perquisizioni, alcuni avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub. Nel quartiere Zen, intanto, si è svolto un momento di preghiera con gli arcivescovi di Palermo e Monreale. C'è un'alternativa alla violenza, dicono l'orefice e i Sacchi. Presente la mamma di Paolo Taormina, salutata da tanti residenti. Mi sembra che siamo riusciti nell'intento. Certo alternativa, ma un convenire che ci ha fatto annunziare parole proprio a partire da questo quartiere che non può essere ancora una volta definito un quartiere periferico. Oggi dallo Zen sono partiti messaggi, parole che riempiono il cuore, soprattutto il messaggio di mettersi tutti in marcia. Da questo luogo considerato periferia, considerato luogo di disagio, è possibile ripartire con una parola di speranza, che è la parola di Dio, una parola che chiede a ciascuno di noi di fare la nostra parte. Paolo Taormina è stato anche ricordato allo stadio Barbera con uno striscione esposto sugli spalti nel prepartita di Palermo-Modena, con un lungo applauso e le parole in coro: Paolo vive. 14 migranti sono arrivati a Lampedusa in gravi condizioni. Per 3 è stato necessario procedere all'intubazione a causa dell'inalazione di idrocarburi nel barcone sul quale viaggiavano. Sbarcati sul molo Favarolo anche i cadaveri di 2 uomini che viaggiavano nella sottocoperta dell'imbarcazione. Sul barcone, soccorso da motovedette della Guardia di Finanza e Guardia Costiera a 16 miglia dall'isola, erano presenti 91 persone. 5 migranti in grave crisi respiratoria sono stati intubati e trasportati in rianimazione negli ospedali di Palermo, Agrigento, Sciacca e Trapani. Per 23 è stato necessario iniettare un antidoto. E a proposito di Lampedusa, ha danneggiato una scrivania mandando in frantumi un PC e minacciato ripetutamente i medici del poliambulatorio bloccato dai carabinieri. L'uomo pretendeva un certificato e non gli importava appunto che i medici fossero in difficoltà, proprio perché il poliambulatorio di Contrada Grecale era pieno di migranti con crisi respiratorie.
E adesso invece andiamo a Catania, sempre cronaca, massacra di botte il padre e lo lascia in fin di vita. Un 31enne è stato arrestato dalla polizia, poche ore prima aveva già aggredito il genitore rompendogli 4 costole. Tonino De Mano. La notte precedente era finito il pronto soccorso con 4 costole rotte. A poche ore di distanza, la furia cieca del figlio lo rimanda in ospedale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Un catanese di 31 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La polizia è intervenuta nel quartiere di Picanello a seguito della richiesta di aiuto giunta da alcuni residenti della zona, testimoni di un'aggressione in strada compiuta da un uomo nei confronti dei genitori. La vittima era stata da poco dimessa ed insieme alla moglie aveva deciso di far ritorno nell'abitazione da solo, dove il figlio, che lo vessava con continue richieste di denaro, lo ha di nuovo aggredito. I poliziotti hanno trovato l'anziano per terra con una gamba steccata e il volto tumefatto. Gli agenti hanno appreso delle continue minacce e violenze che i coniugi sarebbero stati costretti a subire dal figlio per andare via da casa e per ottenere il denaro. Intercettato in piazza Trento, il 31enne, già denunciato dalla madre per maltrattamenti, è stato trasferito in carcere. E restiamo a Catania, vi mostriamo adesso le desolanti immagini del Parco Gemellaro, dove in primavera erano state piantumate migliaia di piantine. A distanza di 6 mesi però il progetto di riqualificazione sembra fallito e non mancano naturalmente i pericoli. Tonino De Mano. 27 marzo 2025. La messa a dimora di centinaia di piante di varie specie per riqualificare il Parco Gemellaro alla presenza di Legambiente. 19 ottobre 2025. Le stesse inquadrature mostrano l'ennesimo scempio e l'ennesimo sperpero di denaro pubblico, con la maggior parte delle piante in sofferenza o morte. Le immagini parlano chiaro e non lasciano spazio ad interpretazioni per il disappunto dei fruitori del parco. Già all'ingresso, che si presenta con il cancello socchiuso, il biglietto da visita non è dei migliori, con la ringhiera arrugginita e rifiuti ovunque. Lei si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp per denunciare cosa? Il degrado e l'incuria in cui il nostro bellissimo parco, una delle poche isole verdi della città, è rimasto abbandonato, ha lasciato tutto a se stesso, in balia del clima, del tempo e delle persone che non hanno rispetto per il verde. Vegetazione incolta che prende il sopravvento sui fragili arbusti. Molte, perché non c'è una cura, non c'è niente, c'è le bacce che sta crescendo che non si vede niente. E hanno messo tutte queste piante. A che scopo non si sa. E il pericolo arriva dall'alto, con questa parete lavica già collassata e con l'area in questione mai messa in sicurezza. Ci siamo dovuti rimboccare le maniche e spostare i massi che avevano invaso la passeggiata, la corsa. In realtà non era di competenza vostra. Ci mancherebbe altro, noi abbiamo segnalato quel mattino, ma nessuno è venuto, nessuno è mai venuto, nessuno ha fatto un sopralluogo, anche perché, come potete vedere, è ancora a rischio crollo. Mancano i presidi e latitano i controlli, così decine di cani senza guinzaglio si divertono al Parco Gemellaro con l'area giochi desolatamente vuota. Genitori responsabili hanno scelto altre destinazioni per far svagare i propri figli. La chiesa di San Martino dei Bianchi di Catania si aprirà ad eventi culturali affiancando le iniziative caritatevoli della nobile arciconfraternita che di questi luoghi è custode. Adelaide Barbagallo. C'è un luogo a Catania che custodisce memoria e tradizioni, è la chiesa di San Martino dei Bianchi. Qui si è riunito per la prima volta il Senato cittadino. La nobile arciconfraternita, fondata nel 1570 e che qui ancora si riunisce, aveva come scopo quello di portare conforto ai condannati a morte. In carcere entravano vestiti di bianco. Adesso il cappuccio non viene più indossato. Col bianco una sorta di essere candido e di coprire i vestiti che nel 1570 erano sfarzosi e indicavano una certa agiatezza, e siccome andavano in carcere per dare sollievo ai condannati a morte, quindi si coprivano in questa maniera. La storia della confraternita attraversa i secoli e ne preserva la memoria. Diverse ancora adesso le iniziative caritatevoli. Aiutando i bambini abbiamo un paio di idee di raccogliere giocattoli e di fornirli ai bambini che stanno male. La chiesa, qui ne vediamo l'esterno, progettata dall'architetto Stefano Ittar, si aprirà alla città per diventare sede di percorsi ed eventi culturali, come è avvenuto di recente con la partecipazione alla Via dei Tesori.
E adesso la cucina siciliana, perché la busiata, tipica pasta trapanese lavorata a mano, entra a far parte dell'edizione 2026 dello Zingarelli. Laura Spanò. Sono fatte di semola di grano duro e acqua, sono lunghe poco meno di una spanna e hanno una caratteristica forma a spirale. Le busiate trapanesi sono una delle paste fatte a mano più caratteristiche della Sicilia occidentale. Dal 2026 le busiate diventano ufficialmente parte della lingua italiana e le ritroverete nello Zingarelli. Questa prelibatezza nelle famiglie di una volta veniva tirata a mano con la disa, la pianta di ampeloderma o con un ferro, il buso, da qui busiata. A Calatafimi a tramandare la vera busiata tirata con la disa ci pensano Francesca Amore, Caterina Soresi e Teresa Amore, tre signore con la passione della cucina di una volta. Inizialmente si setaccia la farina, si fa una piccola conca e se piano piano si ci mette un pizzichino di sale e piano piano si aggiunge l'acqua. Il chilo di farina, 600 ml circa di acqua. Dunque pochi ingredienti per una vera prelibatezza, ma poi la bravura sta nelle mani. Si fanno questi filoncini e si inizia a lavorare. A Calatafimi la busiata da anni viene celebrata con un evento culinario che richiama migliaia di appassionati che arrivano da ogni parte, ma la busiata, come la preparavano le nostre nonne, rimane il piatto del giovedì grasso e delle giornate di festa condite con il sugo di carne. Facciamo lo stufato e lo facciamo con un trito di cipolla, carota e sedano e poi mettiamo la carne sia di vitello che di maiale. Raccontare la Sicilia significa anche prendere per il palato e con la busiata il gioco è fatto. I maccheroni con lo stufato sono pronti. E allora, buon appetito! E a Catania invece ha preso il via il Fringe of International Festival, dedicato al teatro indipendente e alla creatività internazionale, con decine di eventi che animeranno la città. Adelaide Barbagallo. Catania, fino al 26 ottobre, diventa crocevia internazionale per la cultura e l'arte con la 4ª edizione del Fringe Festival, ispirato al modello di Edimburgo nato 70 anni fa. Spettacoli e performance accendono ogni angolo della città. Festival, stessa missione, Milano, Catania, pura connessione. Ideato da Francesca Vitale e Renato Lombardo, fondatori di Fringe Italia Off, un network che unisce i festival di Milano e Catania e la rassegna teatrale Palco Off, l'evento è dedicato al teatro e alle arti performative. Tantissimi gli spettacoli, intenso quello dedicato alla storia e alla vita di Joséphine Baker. Joséphine voleva far vedere al mondo chi era, il suo colore, essere riconosciuta per se stessa, per quello che portò nei vari spettacoli e che ognuno di noi ha qualcosa di unico, come il cuore che batte a 1000. Pensava veramente che l'unità e la raffratellanza portassero ad un cambiamento reale del mondo. Tantissime le location, Brancati, Ambasciatori, Cut, Le Ciminiere. Domenica pomeriggio ricca di tante partite di calcio, sia di Serie B che di Serie C. Allora tra poco scopriremo come è finita per le siciliane. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata al calcio, alle sfide di oggi. Partiamo dalla Serie B al Barbera, un Barbera da record, finisce 1-1 tra Palermo e la capolista Modena. Rosanero che falliscono così l'operazione sorpasso al primo posto. Marco Gullà. Sorpasso fallito al Barbera, tutto esaurito, finisce 1-1 tra Palermo e Modena. Rosanero che falliscono l'assalto al primo posto che resta alla compagine modenese. Una partita dai due volti, il Palermo seppur non brillando nel primo tempo ha comunque in mano il timone del match, trovando anche il vantaggio con Segre. Nella ripresa però cambia lo spartito ed è il Modena a giocare decisamente meglio e a trovare il pari su autogol di Beresischi. Probabilmente è mancato qualcosa a centrocampo, la manovra è apparsa confusa e senza logica, soprattutto nella
seconda parte di gara. Inzaghi lascia le due Aronne in panchina e mette dentro Brunori assieme a Palumbo alle spalle di poi Giampaolo. Torna titolare Ranocchia. La prima mezz'ora scorre all'insegna dell'equilibrio. Le due formazioni si studiano e badano a contenere. Di Mariano, l'ex, ci prova, ma Joronen para senza problemi. Al 33esimo arriva il gol dei rosanero a seguito di un rimpallo all'interno dell'area. Segre il più veloce, destro secco di controbalzo e rete nell'angolino. Il Palermo ringhia e mette pressione al Modena, che però regge l'urto fino a fine primo tempo. Ripresa, un muro rosa difende la porta di Joronen, ma è sempre la squadra di Sottil a fare la partita. I cambi non aiutano il Palermo, che si chiude sempre più fino a quando arriva il pari degli ospiti su autogol di Beresischi. Non c'è più gara, il Palermo non azzecca 2 passaggi consecutivi ed è il Modena che mette alle corde la formazione di Inzaghi. Finisce 1-1, Palermo che resta comunque saldamente al secondo posto. In Serie C invece il Catania domina e vince 2-0 contro la capolista Salernitana con una super punizione di Cicerelli e un gol di Forte. Rossazzurri che adesso sono a -1 dalla vetta, e domenica al Massimino arriva il Benevento, ma intanto sentiamo Marco Carli. Forse non era un bivio, ma un incrocio importante, quello sì. E il Catania è passato con autorevolezza da grande, domando la Salernitana. Il Massimino dei quasi 19.000 festeggia e ha ragione. Toscano propone lo stesso 11 di partenza visto a Giuliano, anche Raffaele conferma lo schieramento di Monopoli. Squadra che vince non si cambia, insomma. Così come al cuore non si comanda, e il cuore dei tifosi, ferito da Inglese, fa riservare fischi e cori contrari all'ex di turno. Cicerelli, recuperato e schierato, ci prova dalla lunga distanza, ma il pallone finisce alto. Dopo la mezz'ora arriva la prima vera occasione ed è di marca Salernitana. Inglese scambia con Ferraris, Gherardi scivola e apre la strada alla conclusione del trequartista campano, che Dini controlla senza problemi. Una gara così si sblocca spesso sfruttando i piazzati, e il Catania ha uno specialista, si chiama Cicerelli. Da grande distanza trova una punizione delle sue, il numero 10 fa partire un gran tiro che si insacca, l'incrocio 1-0 e primo tempo in archivio. La ripresa si apre con un'altra occasione per il Catania. Lunetta, servito da Forte, galoppa verso Donnarumma che respinge la conclusione. Il Catania adesso gioca meglio della Salernitana e sfrutta le caratteristiche dei suoi giocatori. Dini lancia lungo, Lunetta tocca di testa, Golemic sbaglia l'intervento e Forte fa il suo, controlla e fulmina Donnarumma, 2-0. Il Massimino fa feste e poi applaude Dini che respinge un tiro dalla distanza di Villa. D'Ausilio, appena entrato, sfrutta un pallone di Celli spedito in aria e dopo un controllo di testa manda alto. Entra anche Rolfini e si fa vedere subito con una deviazione alta su calcio d'angolo. Nel recupero ancora il numero 9 ha sui piedi la palla per il 3-0, grande assist di Corbari e tiro a colpo sicuro. Donnarumma risponde alla grande, ma si poteva concludere meglio, comunque resta buono l'impatto dell'ex Vicenza. Adesso la Vette ha una sola lunghezza di distanza con la Salernitana raggiunta dal Benevento. Domenica proprio la squadra di Auteri sarà a Catania, un altro incrocio, un'altra sfida. Il Catania di oggi all'8º clean sheet in 10 partite fa paura a tutti. Intanto sentiamo le parole dei due allenatori di Catania e Salernitana appunto dopo la gara. Se vuoi diventare una squadra da vertice devi dare la stessa importanza a tutte le partite. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi oggi e che hanno regalato a questo pubblico magnifico di oggi, che è un anno e mezzo che sono qua, forse è la prima volta che l'ho visto pulsare in modo importante, e quindi una grande prestazione da parte di tutti, anche di chi è entrato, di chi era in panchina, che ha partecipato in modo attivo alla gara. Siamo ancora all'inizio, sono passate solo 10 giornate, ci godiamo questa vittoria bella, importante, che secondo me incide più nella consapevolezza e nella fiducia della squadra piuttosto che nella classifica, per la lunghezza ancora del campionato che c'è. Il Catania è una squadra forte, fortissima, lavora da 2 anni con lo stesso allenatore, con un nucleo importante di giocatori, rafforzato, una squadra che si può permettere Caturano eccetera eccetera in panchina. Credo che sia una squadra fortissima. Il primo tempo credo che siamo stati predominanti noi nel gioco, loro si abbassavano e cercavano di ripartire, poi hanno trovato questo grande gol e da lì nel secondo tempo stavolta noi siamo stati in difficoltà. Il secondo gol poi su questo infortunio nostro ha chiuso la partita.
Doppio KO in trasferta invece per le altre siciliane di Serie C. Siracusa superato 1-0 dalla Casertana, Trapani battuto 2-0 dall'Atalanta Under 23. Sergio Colosi. Domenica nera per Siracusa e Trapani, sconfitte in trasferta rispettivamente da Casertana e Atalanta Under 23. Con Farroni recuperato e la novità Frisenna a centrocampo, azzurri protagonisti in Campania per oltre un'ora. Pochi rischi, tanto possesso palla e occasioni per Molina e Valente. Il Siracusa spreca, De Lucia salva la Casertana che segna il gol partita al 31esimo della ripresa con un rigore di Bentivegna, prima negato e poi assegnato al monitor dall'arbitro Sacchi per un tocco di mano di Candiano. Reazione generosa ma confusa degli ospiti, senza gol da circa 400 minuti. Nel recupero Casarotti a porta vuota spreca il raddoppio. Azzurri sempre più ultimi al 9 KO in 10 giornate. Primo tempo disastroso del Trapani a Caravaggio, tridente inedito completato da Ciotti, panchina per Ciuferri e Canotto. Proprio Ciotti fallisce il vantaggio prima del monologo dell'Atalanta Under 23, assegno al 9 con Manzoni e al 16esimo di testa con i 195 centimetri del croato Levac. Il Trapani rischia la terza rete con Ghislandi e va a riposo in 10 per il rosso al capitano Benedetti per gioco violento su Steffanoni. La ripresa è un dettaglio, l'Atalanta gestisce, il Trapani non punge, 2-0 e passi indietro dopo Cava. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Prima di chiudere vi mostriamo le immagini di un escursionista tedesco che si era infortunato sull'Etna vicino alla Grotta del Gele, che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L'uomo che non poteva camminare è stato raggiunto sul posto appunto dai vigili del fuoco ed è stato issato, come vediamo, a bordo di un elicottero con un verricello. Successivamente è stato trasportato in ospedale. Ci fermiamo con questa notizia. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica.